Situazione difficile a Cassugana per il sindaco Giovanni Manildo, difficile per il futuro del governo della città, sotto tiro non solo dalle opposizioni, ma soprattutto dalla dissidenza interna. E l'uscita dei due consiglieri, che hanno riconsegnato la tessera del PD, non è che l'ultimo segnale di un malessere accentuato dalla pesante sconfitta politica alle regionali, con il risultato deludente del capogruppo Giovanni Tonella, che ha raccolto 1843 voti, oggi con le dimissioni in mano, e le pochissime preferenze dell'assessore Cabino. Ieri sera l'incontro con i consiglieri comunali, decisamente irritati per la situazione complessiva. Il dato di Treviso delle ultime regionali di 2 giorni fa ci hanno dimezzato i voti. C'è un problema sicuramente di rapporto con i cittadini non ci hanno premiato. Ho suggerito a Manildo che l'unica cosa dal quale può ripartire è dai consiglieri comunali. Tra l'altro dico tranquillamente che un assessore che ha corso alle ultime regionali ha preso 54 preferenze e quindi significa che non hanno nemmeno il consenso dei cittadini. Se non riparte da qua, noi siamo finiti. Manildo sfiduciato dalla città, la valutazione che viene fatta dalla sua stessa maggioranza. In questa fase è mancato completamente il confronto con i consiglieri di maggioranza, anche perché su alcune scelte personalmente ho da fare dei rilievi non solo politici ma anche di natura tecnica. Già, perché la vera accusa che arriva anche da chi lo sostiene è di sostanziale immobilismo, con esempi più che concreti. Dobbiamo ripartire soprattutto dal regolamento di erogazione dei contributi economici, che attualmente è un regolamento che è stato concepito nel 1982, quindi non è più reale rispetto alla situazione socio-economica. Regole assistenziali fuori dal tempo, ma anche scelte quantomeno discutibili, come sottolinea il consigliere Caldato, il tanto pubblicizzato taglio di un dirigente in organico per risparmiare sul bilancio comunale. Non possiamo dire di risparmiare 78.000 euro non assumendo un dirigente e poi stanziando 40.000 euro per gli straordinari dei dipendenti. Una situazione generale che starebbe degenerando, secondo la fronda interna sempre più corposa, e che starebbe colpendo anche uno dei progetti cari al sindaco, la Smart City. La Smart City praticamente è un bel progetto ma non è mai decollato. Io so che Ca' Foscari ci sta lavorando, però vedo anche certe preoccupazioni.